Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, fine giornata 2 del Fantacalcio e le bestemmie continuano per il Cume, cioè non è proprio periodo, sto giocando anche a Fantacalcio con altri amici, e sto andando in maniera disastrosa anche qua, niente, sto anno proprio, al posto del Fantacalcio devo fare il Fantacacchio forse, vabbè. Comunque, allora, vediamo un po'. La giornata è stata una giornata ricca di gol un po' per tutti. Allora, De Real Guinda perde 4-5 in casa contro la C Padova, vittoria in trasferta durissima perché adesso sono curioso di vedere anche il Padova chi ha schierato perché vincere con i 2 punti e mezzo anche della trasferta in meno c'ho Dzeko, ha fatto Mertens, ciao, sì sì. Hanno sfruttato le due doppie, le due triplette, c'è la doppietta, la tripletta. Eh, quindi sì sì. 9,5 di Gulami, 7 di Biglia, grande risultato. Del Guinda ha fatto tanti punti, ma 5-4, incredibile. L'Orco Giuda crolla in casa con l'Atletico Tonino, quindi tutte vittorie in trasferta in realtà, eh. L'Atletico Torino, che sarà la mia prossima avversaria, ha fatto un buon 4-2. Vediamo Tonino. Il buon Tonino sfrutta Immobile, sfrutta Quaglia e sfrutta Allan, più il 7 di Masiello, il 7 di Reina. Eh, sì, 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 sì. È andata bene anche al buon. Dopo c'è il dominatore, il Cumendone fa 5, cioè ho fatto 90,5 punti e il mio avversario ne ha fatti 92,5, io giocavo in casa, perché lui gli ha dato 3 punti il modificatore anche della difesa, infatti vediamo la Cipicchia, ha sfruttato 3 punti del modificatore, e quelli gli hanno dato il pareggio, se no ce la facevo io, vabbè. E lui sfrutta Pezzella in gol, Belotti e purtroppo sto stronzo di Dybala che entra al posto di Perotti. È stata là l'inculata, senza Perotti senza Dybala era fatta. Invece entra quel coglionazzo di Dybala, con tutto il rispetto, e ci prendiamo i 20,5. Vabbè. Peccato, io invece ho fatto una bella giornata anche perché ho preso il 7 di Rodriguez, 7,5 di Kolarov, il 7 di Kessi, l'11 di Barella, il 9,5 di Belotti, il 13,5 di Dzeko. Però purtroppo Toloi non ha giocato, neanche Biraschi, mi sono entrati i calciatori 6,5 e Isai 6,5. Però non è bastato purtroppo. In realtà ho preso anche i 3 del modificatore però. Più i 2 della... Vabbè. Giocavi in casa, però pazienza. Vabbè, insomma. La prossima giornata vede una Cipicchia contro un Poleman che deve rifarsi dopo la sconfitta per 5-6 contro il Bode. Aspetta, analizziamo il 96-5 del Bode che è scatenato. Cioè, ha fatto 12 gol in 2 partite. Cioè, il Bode sembra miracolato da Dio. 10,5 Baselli, 19 Mertens, 14 Immobile, cioè 12 Skriniar. È un Bode senza un senso logico, sinceramente. È un Bode devastante in questo momento. No? È infermabile. E poi Lehmann fa 5, cioè incredibile, 5-4, 4-2, 5-5, 5-6. Risultati mai visti. Prossimo turno, la Cipicchia gioca in casa contro Poleman. I dominatori sexy fanno visita all'Atletico Torino, sfida difficile. AC Padova, Orco Giuda e l'Atletico mai stato contro il Real Guinda. La classifica vede un Atletico mai stato in fuga a 6 punti con una score di 196 e con 12 gol fatti e 5 subiti, differenza più 7. L'Atletico Tonino a 6, poi la Cipicchia 4, Poleiman 3, Padova 1, il nominatore è l'unico il Cume con un punto, Del Guinda e Orco Giuda ancora fermi al palo a quota 0 punti. Il Cume ha fatto finora 5 gol, ne ha subiti 7. La miglior difesa è l'Atletico Tonino, il miglior attacco l'Atletico. Mai stato. Raga, sotto il Comandone Veneziano, è un campionato veramente incredibile, nel senso abbiamo cominciato a bomba, con tanti gol e tanti casini, purtroppo il Cume ancora non ha trovato la prima vittoria, adesso c'è una sfida con la prima della classe, con l'Atletico Tonino, anche se in questo momento il primo è il Bode perché vale le differenze reti, le robe, quindi contro i secondi della classe, diciamo. Però è tutto da vedere, il campionato è lungo e c'è ancora tempo. Un saluto dal Comandone Veneziano. Ciao!